mentre parlando un po' dei rapporti con la Sicilia, anche con altri artisti siciliani, mi viene in mente Carmen Consoli, Mario Venuti, gente con cui hai collaborato, anche con Mario Venuti ha scritto molte canzoni. Che rapporti ci sono con loro? Se vogliamo andare un po' più nella curiosità, nell'aspetto della curiosità. Non sono solo loro, io ho rapporti, ho intessuto rapporti con moltissimi artisti, sia siciliani che non. Ma con Mario in questi anni si è, come dire, creato un'alchimia molto particolare che ci ha portato ad avere dei successi a Sanremo, cose scritte per altri e naturalmente essere anche un binomio molto affiatato per le cose che Mario molto più di me, artista pop molto più di mercato e famoso, ci ha portato a scrivere insieme, e che non è solo sodalizio artistico ma è anche cara amicizia e un po' divertirci tantissimo anche a scrivere insieme e a faticarci di meno, perché da solo è faticosissimo. Ma pensavo fosse il contrario, si scrive in duo, no, ma quando ci sono certe alchimie, guarda, è come studiare insieme, ti diverti di più, perché da solo a volte è pallosissimo. Guarda, che stai lì da solo, un atto onanistico, invece lì è... Non riesco a immaginare qualcuno, qualcosa che inizi un po' più dimestichezza con la fine, e non c'è niente che mi riporta indietro